Alla Carnia Classic 2013 trionfo del Veneto, Enrico Zen. Tra le donne vittoria della romagnola Daria Morganti. Centinaia di ciclisti hanno invaso la Carnia per la Gran Fondo. Quest'anno valida anche per il circuito Prestigio e la Coppa del Mondo a amatori. Il bassanese Enrico Zen, il re della Carnia Classic Crossis Zoncolan, la Gran Fondo che si è corsa domenica 30 giugno ed organizzata da Carnia Bike. L'atleta del team Beraldo ha fatto sua la Gran Fondo di 154 km e 3.780 metri di dislivello. Enrico Zen, arrivato solo al traguardo, ha preceduto il trevigiano Alessandro Bertuola, ottimo secondo, che grazie ad un emozionante sprint l'ha spuntata su Roberto Cunico. I primi tre da subito in fuga assieme al quarto classificato Andrea Chiminello hanno fatto il vuoto già dalla prima impegnativa salita di Casera Razzo, quota 1850 metri, incrementando il vantaggio nella scalata del Crostis, dove Zen e Bertuola hanno staccato i compagni di fuga di una manciata di secondi. Nella Gran Fondo femminile prova maiuscola della romagnola Daria Morganti, che ha letteralmente stracciato le avversarie staccando la veneta Martina Arsia di oltre mezz'ora. Terzo posto per Angela Perin. Nella mediofondo di 107 km, 2050 metri di dislivello, netta vittoria di Diego Palamin di Staranzano, già vincitore di 2 edizioni, che ha preceduto di 5 minuti il giovane austriaco Matthias Oi. Al terzo posto il gemonese Marco De Stefano del Stalis Team. Nella mediofondo femminile di 107 km, splendida vittoria della vicentina Sabrina Zogli, che ha preceduto la friulana Antonella Incristi, campionessa italiana di mountain bike marathon. Al terzo posto la bellunese Silvia Santirana. Oltre 800 i ciclisti al via provenienti da numerose regioni italiane, oltre che da Svizzera, Austria, Belgio, Slovenia, Germania, Danimarca, Paesi Bassi e Stati Uniti. Al via anche i testimonial della Carnia Classic, Giorgio Dicenta ed Alessandro Pittin. Un vero piacere averli al via nella corsa di casa per l'orgoglio dello sci nazionale. Quest'anno la Carnia Classic Crossis Zoncolan rientrava nel circuito Prestigio, che include le 10 più importanti Gran Fondo amatoriali d'Italia. Promosso a pieni voti il team Carnia Bike, che assieme ai tanti volontari ha confermato l'alto livello organizzativo della gara carnica.